Il mio collega sta bene, fortunatamente ha avuto una piccola, diciamo, escoriazione causata un po' da questo battibecco animato, però niente di grave, insomma. In una Venezia stracolma di turisti, dove nonostante le campagne di sensibilizzazione continuano spesso a mancare le regole minime di buona educazione, dove tra visitatori e residenti oramai costantemente stipati tra calli e campielli possono amplificarsi anche piccoli gesti, succede persino questo. È bastato che un gondoliere riprendesse una turista sudamericana salita senza chiedere permesso a scattarsi delle foto in gondola per scatenare la reazione tutt'altro che accomodante del marito. L'ha aggredito prima verbalmente e dopo addirittura ha cercato di picchiarlo. Ecco. Fortunatamente il mio collega, avendo comunque un uniforme, avendo comunque insomma, un attimino di responsabilità, ha avuto sangue freddo di stare così, insomma, con le mani dietro. Chi non rimane fermo è il turista. Dal video ripreso da un passante, diffuso dalla pagina Facebook Venice My Way e diventato immediatamente virale, lo si vede avvicinarsi al gondoliere con fare intimidatorio, una piccola testata, poi un'altra, quindi un pugno. La discussione prosegue ondeggiando pericolosamente tra uno scambio seppur animato di opinioni e il minaccioso passaggio alle vie di fatto. I protagonisti della disputa scompaiono dalla vista dell'obiettivo, ma dietro quel muro le cose non sono affatto migliorate, anche se poi nessuno si è fatto male. Non è stato colpa del gondoliere perché purtroppo la categoria spesso viene un po', come si dice, c'è un accanimento a volte, però fortunatamente tutti hanno agito insomma, nel modo giusto, quindi siamo contenti così. Giampaolo D'Este, pluricampione di regate a Venezia, responsabile del traghetto Carbon, praticamente di fronte al comune a pochi passi dal ponte di Rialto, in questi anni ne ha viste di tutti i colori. Mi è successo che qualche volta qualche turista ha preso proprio la gondola di notte e insomma dopo la polizia ci ha chiamato che ha visto insomma la gondola ormeggiata magari o che andava con la corrente chissà dove la deriva.